Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Oggi vedremo, come avete visto dalla mascherina, il magico pentagramma di Salomone. Vedete, questa è la vera forma e è anche qua sul libro del Il tesoro magico del re Salomone, il libro edito da Pierluca Pierini dalla Rebis, vedete. Praticamente questo sigillo è inciso, deve essere inciso secondo l'arte all'alba del giorno della luna nuova, su medaglia d'oro o d'argento e indossato sul petto sopra l'esagramma. Praticamente devono essere due sigilli, quello dell'esagramma di cui ho già parlato in un'altra pillola, e questo qui che è il magico pentagramma di Salomone, l'originale. Vi faccio vedere anche in sovrappressione il sigillo. Quindi cosa fa questo pentagramma? Protegge da ogni pericolo e costringe i malvagi spiriti all'obbedienza. Quindi è importantissimo usarlo e averlo durante le operazioni di alta magia operativa. Se vedete questo disegno, sigillo, disegnato a destra manca sul web, dovete ricordarvi che deve essere consacrato all'arte, quindi deve essere fatto all'alba del giorno di luna nuova, con le varie procedure che spiegherò anche nelle prossime pillole del vostro Marietto Veneziano. Cosa dire? È importantissimo, bisogna sempre indossarlo durante le operazioni di alta magia, deve essere messo al centro del petto e alcune volte l'esagramma può essere messo o davanti o dietro la schiena, al centro della schiena, mentre il pentagramma durante queste operazioni deve essere sempre inciso su una medaglia d'oro da tenere al centro del petto, e questo potente sigillo protegge interamente il mago, l'operatore dentro il suo cerchio di protezione durante le operazioni di alta magia. Quindi in teoria si può fare anche un talismano consacrato per le persone. Comunque generalmente viene usato durante le operazioni di alta magia operativa ed è sempre stato un simbolo, diciamo, tenuto nascosto, mai portato alla luce dei profani. Bene cari amici, per questa pillola il vostro Marietto Veneziano vi ha presentato il magico pentagramma di Salomone e vi invito a iscrivervi al canale di Hildegarda o Marietto Veneziano, o di venirci a trovare sui vari social che abbiamo linkato qua sotto. Nell'eventualità volete fare delle domande, scrivetele pure qui sotto nel canale e io cercherò nel più breve tempo possibile di rispondervi. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!